E allora eccoci ritornati in studio, l'ultima parte della nostra trasmissione di questa sera, TV7 Match, che dedichiamo alla questione politica, un'occhiata, diciamo così, come dire, a quelle che sono state le nuove tendenze, i nuovi fatti anche a livello europeo, i gilet gialli, una protesta che non si arresta. Ricordiamo che ormai sono quasi 2 mesi che stanno manifestando e adesso vedremo un po', anche torneremo a ricordarvi quali sono i motivi di questa agitazione. Presentiamo subito gli ospiti che abbiamo in studio innanzitutto. Allora, buonasera all'onorevole Vito Comencini. Buonasera onorevole esponente della Lega veronese, possiamo dire. Buonasera ad Alessandro Bisato, buonasera, segretario regionale del Partito Democratico in Veneto, buonasera Bisato, buonasera all'onorevole Marco Marin, buonasera Marco, Forza Italia, buonasera all'onorevole Walter Rizzetto, buonasera, esponente di Fratelli d'Italia. Allora, come dice il titolo, no? Quando il giallo è il nuovo colore della politica, cosa sta succedendo? E cosa avviene soprattutto anche a livello europeo e negli altri paesi europei? Perché è una protesta che sta diventando contaminante, diciamo così, no? Allora, gilet gialli, Rizzetto, allora, si è tentato un approccio, no? Tra la politica italiana e questa protesta, chiamiamola così, francese, no? Però non è andata a buon fine. Beh, si è tentato un approccio per quanto riguarda, o perlomeno alcuni hanno tentato un approccio, facendo delle figure abbastanza meschine, devo dire. Ricordo perfettamente circa un anno fa, quando, poco dopo l'elezione del pessimo presidente Emmanuel Macron, quando qualcuno che fa politica ad oggi in Italia e che ricopre il ruolo, tanto per essere chiari, di vice premier e ministro del lavoro, e mi riferisco a Di Maio, si era sperticato in lodi abbastanza importanti nei confronti del nuovo che avanzava con Macron in Francia. Adesso è dall'altra parte della barricata, se di barricata vogliamo parlare. Quindi qualcuno ha cercato un approccio, anche qui al netto del fatto che per quanto mi riguarda a casa mia chi cerca, e sto guardando le immagini, chi cerca di distruggere le città, anzi chi distrugge le città e cerca di spaccare la faccia alle forze dell'ordine, ecco, io lì cercherei di andare molto cauto rispetto a questa protesta che, ricordiamolo, nasce rispetto ad alcuni cambiamenti che il presidente Macron e il governo francese intendeva fare, l'aumento dei carburanti piuttosto che, dopo è evidente insomma che il malessere è sicuramente più diffuso in pancia a quella che è l'amministrazione francese, al governo francese, e quindi sfocia in altre cose. Però ecco, non mi piace molto vedere devastazioni di città, ecco, ritengo che si possa protestare in modo un po' più civile. Ecco, senta, allora anche per ricordare ai telespettatori un pochino quali sono le motivazioni, perché qua in Italia è passata soprattutto l'idea che si protesti perché è aumentata la benzina. Insomma, ci sono 40 punti, noi abbiamo preparato una grafica riassuntiva dove possiamo vedere quali sono i vari punti appunto della protesta. Se la regia li propone, eccoli qua, questi sono: risolvere il problema dei senza casa, la fine della costruzione di grandi centri commerciali, la paga minima mensile a 1.300 euro, il sistema pensionistico socializzato, pensioni minime a 1.200 euro, stipendi e pensioni collegati all'inflazione, poi difendere l'industria francese, quindi i marchi francesi, fine dell'aumento dei carburanti, appunto, salario minimo a 15.000 euro, vediamo anche la scheda successiva, eccolo qua, aumento dei fondi per i disabili, questo è un tema dibattuto anche qua in Italia, mi pare, fine della politica di austerità, il prezzo del gas e dell'elettricità da ridurre, divieto di fare business sugli anziani, pedaggi autostradali usati per la sicurezza, quindi i soldi che si pagano all'autostrada vengono utilizzati per migliorare la sicurezza stradale, poi il tetto per gli affitti sotto controllo, più mezzi per giustizia e forza dell'ordine, trasporto merci su Iotaia, e qui il tema ambientale, trattare cause delle migrazioni all'origine, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, e che ci sia una vera politica di integrazione. Quindi, ecco, Comencini, questi temi sono temi che sono condivisibili anche qua in Italia?
Penso che siano condivisibili un po' in tutta Europa, perché purtroppo in tanti paesi questi problemi sono sentiti. Se partiamo in particolar modo da quello dell'immigrazione, è evidente che verso le prossime europee ci si approccia affrontando questo tema, che è di attualità molto forte, soprattutto anche nel nostro paese, visto che è appunto il paese di cosiddetto approdo, e sul quale noi come Lega da sempre ci siamo opposti a questa gestione che c'era stata finora di totale apertura e come l'abbiamo definita noi, invasione, e quindi è chiaro che in Francia addirittura c'è evidentemente un sentore ancora più forte, perché è un paese dove il problema non è solo chi arriva, ma è un problema credo anche di integrazione rispetto a quello che è successo nei decenni passati. È evidente che ci sono dei gravi problemi di integrazione anche legati al problema del terrorismo. Ecco, anche ad esempio trattare le cause delle migrazioni all'origine è un tema che per la Francia è un problema molto forte. Giustamente bisogna distinguere la parte violenta dalla parte invece di protesta iniziale che non aveva assolutamente intenzioni violente, e quindi però il fatto che ci siano dei violenti, questo non deve andare a screditare chi invece solleva delle questioni molto reali, molto concrete, e anzi purtroppo, ripeto, dimostra il fallimento della politica francese fino a questo momento. Ecco, allora dicevo prima una protesta che ha, come dire, si è diffusa, no? Ha passato la frontiera francese ed è andata anche in altri paesi. Vediamo quest'altra grafica che ci dice appunto, eccola qua, i gilet gialli non solo in Francia, a Londra hanno protestato a favore della Brexit, in Belgio contro le politiche dell'accoglienza, quindi la questione migratoria anche in Belgio, in Olanda ci sono timori per l'economia ma anche per la tenuta dello Stato sociale, poi per la questione delle vaccinazioni, e poi invece siamo andati, cioè proteste anche in Francia, in Germania contro il governo Merkel, contro il patto per le migrazioni delle Nazioni Unite e contro anche le multinazionali. Poi come vedete anche in Libano, la settimana scorsa hanno manifestato per un nuovo governo questa settimana, e l'Italia poi dove si è creato un coordinamento dei gilet gialli che dicono non siamo contro il governo ma siamo contro l'Europa, e anche il motto è Italexit. Allora, Alessandro Bisato, allora, anche a lei la domanda ovviamente se questi temi sono condivisibili e quindi cioè se andrebbero, come dire, contestati anche qua in Italia. Beh, stando all'ultima infografica, non so se è giusto corretto chiamarla così, va detto che motivi per come dire, andare in piazza ce ne sono svariati in giro per il mondo. Cioè, mi verrebbe da ricordare anche la manifestazione contro Trump negli Stati Uniti d'America, quindi non è che mettendoli in fila si voglia automaticamente già determinare una linea di indirizzo. Già stesso dentro il magma dei gilet gialli in Francia ci sono dichiaratamente istanze più di destra e più di sinistra. È un mondo che in questo momento vive di tensioni forti, che qualche volta secondo me nel enfatizzare alcune questioni perde l'orizzonte contro il quale magari va, perché io mi ritrovo solo nel fatto, almeno rispetto al primo interlocutore, che se dovessimo riproporzionare quello che sta succedendo in Francia con il nostro governo, che Di Maio, vice premier, è come se dicesse che uno con la ruspa può andare a buttare giù la porta del MEF, perché questo è successo 2 sabati Parigi, fa. certo. Quindi capiamo bene che per assecondare l'opinione pubblica si arriva a degli eccessi che sono il contrario di quello che si vorrebbe dire. Ecco, ma senta, chi protesta in Francia potrebbe essere un ex elettore della sinistra, un ex elettore del Partito Democratico? Dentro lì ci sta di tutto, ci sono delle istanze sociali, ci sono delle istanze che sono dichiaratamente contro il sistema Europa. Poi alla fine, se andiamo a guardare qui, e lo si è di tutta evidenza in Italia, in un momento sociale molto più tranquillo, cioè la liquidità della politica senza responsabilità porta che di lì a 6 mesi ti trovi col boomerang che ti torna indietro. Cioè, adesso io non vorrei riportarvi a come dire, ragionamenti che avete fatto poc'anzi con un vostro interlocutore, ma chi alzava il vessillo del non salveremo mai le banche e poi dalla sera alla mattina deve fare notte tempo in 15 minuti la stessa proposizione
parola per parola, che è servita a salvare una banca su cui poi hai vinto le elezioni. Però quindi non siamo, attenti un attimo non siamo miopi, non siamo miopi, perché le banche non saltano un giorno per l'altro, ci hanno messo decenni a fottere i risparmiatori, quindi attenzione, non c'è stato nessun controllo. E qui chi erano i governi che potevano controllare? No, però, Forza Italia e PD. Beh, insomma, allora, anche qua è un'esagerazione, come dire, da mettere in pasto all'opinione pubblica, ma quando mai? Ma allora, se valesse la regola che sono 15 anni che c'era la sofferenza delle banche, perché non si è fatta la riforma delle popolari? La riforma delle popolari in Italia era stata proposta da un signore che è già nei cieli, che è stato Presidente della Repubblica, Ciampi. Aveva proposta la riforma delle popolari perché non fossero più in quota capitaria. Non si è fatta perché c'è stata un'alzata di scudi. Ad esempio, qui in Veneto il Presidente della Regione, ricordo come fosse adesso, e ci sono anche in questo caso dei video che lo testimoniano, che ha detto subito dopo la riforma fatta da Renzi, si mettono le mani in tasca ai risparmiatori veneti che hanno sempre fatto nell'industria, nell'impresa e quindi anche nelle banche, sono autonomi e sanno come gestirsene. Il governatore del Veneto non ha potere di fermare niente e nessuno. No, ma ha potere di andare nei consigli di amministrazione, aizzare, come dire, i soci e dire che erano i migliori soci del mondo. Di fronte a questo stallo, incapacità di governare, va bene i gilet gialli. No, io guardi no. Mi scusi, c'è un'alternativa per sbloccare la politica, perché quello che è successo fino adesso è che la politica non ha garantito i risparmiatori e ha deregolamentato le banche, per cui il risparmiatore non è difeso. Scusi, c'erano anche Consob e Banca Italia, nel senso che Consob ci sono tutti, ne abbiamo parlato prima. Guardi, se lei parla con me delle colpe del Partito Democratico, andiamo d'accordo per i prossimi 25-30 anni. Mi scusi, tutti quei governi che sono arrivati fino al fallimento delle banche sono corresponsabili. Ma non sono per nulla d'accordo. Cioè, in una società privata, mi scuso, poi mi limiterò perché sto parlando troppo adesso. Una società per azioni, tutti quanti, anche le SRL più piccole, non si può mettere a paragone uno che viene a controllarti una volta ogni 3 mesi e uno che ti fa la revisione di bilancio una volta all'anno. Quindi, tanto per portare l'esempio, ogni 3 mesi ipotesi Banca d'Italia, una volta all'anno Consob, estremizzo il ragionamento, con chi dalla sera alla mattina fa l'amministratore di quella banca. Quindi i veri responsabili della caduta delle banche venete e delle banche in generale, prima di tutto sono gli amministratori di quelle banche. E guarda caso in Veneto, nelle 2 venete, non sono mica arrivati dall'iperuranio, non sono mica arrivati dalla Sicilia o dalla Campania, erano nostri imprenditori, hanno nomi e cognomi. Quelli sono i veri responsabili, e lì attribuisco anche una correlazione politica, perché se facevano i presidenti della Popolare di Vicenza, sicuramente, perché è agli atti, erano in buonissimi rapporti anche con la politica veneta. Quindi da qua a dire non solo, allora, ma anche quella di Roma. Non si può dire che il lontano che doveva controllare è colpevole di quello che dalla sera alla mattina tira i bilanci e stabilisce quanto dare all'amministratore delegato. Ci andrai piano. Sentiamo Marina, che vedo che scuota la testa. Su cosa? Sui gilet gialli? Su quello che diceva. Adesso ci arrivo. Sulle 20 proteste mancava solo non devono bocciare, quando andiamo a fare l'esame all'università devono promuoverci. Ha messo, cioè, è ridicolo. La questione dei gilet gialli si affronta se hanno da dire qualcosa e hanno non la protesta, e si candidano perché faranno un partito adesso a governare, vanno, prendono i voti, si misurano, in base ai voti che prendono andranno nell'assemblea francese, perché vedere delle persone che mettono a ferro e fuoco le città, abbattono non solo l'entrata di un ministero, aggrediscono i gendarmi francesi che sono le forze dell'ordine, per cui sempre dalla parte delle forze dell'ordine, e guardiamo le immagini di quello che avviene, città messe a fuoco fuoco. Io di democratico, ma ci sono anche dei morti, io di democratico in cose di questo tipo non ci vedo nulla e le condanno, e faccio il passaggio politico, se posso agganciarmi agli altri. Osservo che Di Maio, quando Macron ha vinto l'elezione, ha detto viva Macron, bravissimo Macron,
oggi dice andiamo dai gilet gialli, vediamo la piattaforma Rousseau che ha confuso con quella Robespierre, a vedere le immagini che TV7 Match sta mandando, cioè qua parliamo di ghigliottina, di storia francese di rivoluzione, Sassaiole, San Pietrini, se lo facessero a Roma chiunque fa politica diremmo che sono dei delinquenti, ecco questi per me sono dei delinquenti e non è accettabile che un vicepresidente del Consiglio del governo italiano dica che bravi siamo dalla vostra parte, perché forse gli sono sfuggite le immagini, ma questa è la storia del Movimento 5 Stelle. Se vuole che entri sulle banche il discorso è complesso, naturalmente con le connessioni con la politica, devo aprire il discorso del Monte dei Paschi Siena? Con le connessioni della politica? Certo. Allora io dico no, perché il discorso no, l'ho fatto retoricamente, professore, ho fatto della retorica, perché, il discorso perché è stato completo, salvato il discorso dei Paschi il di Siena discorso e non le altre banche? no, ma perché è un partito che non mi appartiene, no, ovviamente. Allora l'ho detto perché se ci si riferisce alle questioni venete accusando delle responsabilità che non ci sono a chi ha la fortuna di governare la regione Veneto da sempre, o se si fa il discorso di Roma, noi governiamo, a Roma abbiamo governato, tranne la breve parentesi e dal mio punto di vista sbagliata di Monti, sempre col centrodestra, e auspichiamo di governare ancora col centrodestra, quindi le scelte le abbiamo fatte insieme, perché la memoria non è riferita a lei professore, serve, no? Perché non può essere che bravo che sono e non sbaglio mai, non funziona così. Naturalmente rispetto alle banche il problema è complesso perché l'MPS era collegato in Toscana al potere non solo toscano ma nazionale di un altro partito. Ma non voglio affrontarla così, perché trovo invece intelligente, se devo parlare delle banche, partire da quello che ha detto Rizzetto, e cioè la Consob e Banca d'Italia hanno i veri poteri ispettivi, perché bisogna, o facciamo come i gilet gialli, il decalogo, cominciamo a dire mandiamo tutte, chi ha rovinato le banche, tutti via, così non si colpisce nessuno, le responsabilità avviene nel calcio adesso, guardi. Avviene nel calcio, io ho parlato con chi ha le responsabilità anche di governo rispetto a questa cosa, non si può sparare nel mucchio, no? Ho detto l'altro giorno, sono d'accordo, non chiudiamo gli stadi, l'aveva detto Salvini, ho detto hai fatto bene, non bisogna chiudere gli stadi, sennò colpisci le persone, però bisogna andare a prendere come fanno in Gran Bretagna uno spettatore ha offeso un giocatore. Non voglio parlare del tema perché per me che uno sia verde, blu o rosso, ho fatto le Olimpiadi, se venissero nel villaggio olimpico 24 ore queste persone, questi, non voglio usare dei termini offensivi ma per me sono delinquenti, capirebbero che quando due atleti si incrociano, 2, 3, 10, 20, certo, non si guardano se sono verdi, rossi, blu, si ammirano, si stimano, fanno bene qualcosa, no? Come i calciatori naturalmente, e di quella polemica di Inter-Napoli, scusami l'inciso, è bello l'abbraccio di Icardi e di Samoa, che sono due avversari di Koulibaly, ma non sono nemici, perché giocano bene, hanno la stessa passione, giocano bene insieme. Se non ci fossero tutti e due non ci sarebbe neanche lo spettacolo, tanto per essere chiari, no? Certo, ecco. certo. Allora non si può sempre sparare nel mucchio. In Gran Bretagna il tifoso che ha offeso Starling, certo, viene preso, l'hanno espulso a vita da tutti gli stadi, cioè no, aspetta facciamo, si prende e si manda via. Allora anche rispetto alle banche, o ci sono delle responsabilità individuali o non si vuole colpire nessuno. Le prime responsabilità individuali sono di chi ha l'obbligo di controllare, dopodiché sono delle tragedie vere. Dopodiché se uno vuole fare la polemica politica dice che Carige è stata salvata in un quarto d'ora in cui sono rimasti di notte, ma siccome io penso che andavano tutelati, no, ma io penso invece che andavano tutelati i risparmiatori, noi siamo persone per bene, non è che perché se lo fa uno che è un avversario politico, i 5 Stelle che sono nostri avversari e lo saranno per sempre ovviamente, diciamo no, quella Carige probabilmente i risparmiatori andavano salvati, ma non si doveva arrivare lì, e soprattutto se hai responsabilità, se predichi in un certo modo devi razzolare in quel modo. Allora siccome Di Maio, i 5 Stelle hanno sempre detto, hanno detto a ottobre, neanche un euro su Carige e sulle banche, non è che si può qua scherzare continuamente. Tullio, oggi io dico 6 sono di Forza Italia e domani invece sono di Fratelli d'Italia, dopodomani della Lega e dopo del PD. Ho fatto un esempio politico fra 3 colleghi che condividono con me, chi alleato, chi avversario, la stessa passione, no? Ma non siamo mica nemici. Certo. Diciamo che i 5 Stelle dimostrano di essere dei dilettanti allo sbaraglio e che sono per questo governo, ma io ci arrivo, e se sono in 30 secondi, in questo governo sono particolarmente pericolosi. Dopodiché la Lega con Matteo stanno facendo rispetto a sicurezza e immigrazione quello che era anche il nostro programma elettorale, si fa bene,
Io contesto che per l'immigrazione e la sicurezza non si può svendere il lavoro, l'economia e le infrastrutture come si sta facendo al Movimento 5 Stelle. Ecco, Domani c'è la stazione a Torino dove vanno i sindaci sia di Padova che di Venezia per dire ho voluto dire centro-destra, centro-sinistra perché le infrastrutture non si... E ci sono tutti i parlamentari della Lega, certo. E ci sono tutti i parlamentari della Lega, molti parlamentari. Io non voglio difendere nessuno né accusare nessuno. Ricordo il 2011 quando è saltato un governo e c'erano dei motivi molto seri per cui diciamo di incompetenza tutti hanno dato il loro. Ecco. Ma il 2011 c'era una politica economica diversa, professore, se di incompetenza, se lei vuole dirmi che Tremonti vale Toninelli, guardi, Tremonti non è più con noi, se vuole dirmi che Tremonti vale Toninelli, io francamente no, e se Berlusconi, la carriera di Berlusconi, lei è un editore televisivo, vale Di Maio, francamente no. Ma neanche quella di Maroni, mi scusi. E dei ministri e di Calderoli, per dire, se lei vede la Grillo, no Beppe Grillo, la Grillo sui vaccini, all'età di Di Maio o anche Berlusconi era giovane e inesperto. Ma non governava il paese, sa. Mi scusi. È un disastro che governi il paese Di Maio. Cosa vuol dire? Che è un disastro, che se uno deve imparare non impara sulla pelle degli italiani. Guardi, sulla pelle degli italiani tutti i politici, cominciando dalla Democrazia Cristiana, l'hanno fatto. Allora non mi dica che a 25 anni... Allora il cambiamento... Mi scusi, abbia pazienza. Se vuol parlare solo lei, allora... Io ascolto, professore. Io le esprimo un pensiero, dopodiché aspetto da lei la sua risposta. No? Allora, a 25 anni Andreotti era un genio ed era vicepresidente del Consiglio dei Ministri, aveva pazienza, ne hanno combinati di tutti i colori e l'Italia allora andava in questa direzione qua. Adesso abbiamo delle persone che sono giovani, non le sto difendendo, faranno i loro errori, ma attenzione, ci avete messo del buono a mettere questa gente al potere, Perché se le cose fossero andate in maniera diversa prima, la gente percepiva la politica in maniera diversa. Allora fatela percepire in maniera diversa. Allora avrete il suffragio voi. Ma non dico così, però allora lei mi sta dicendo tanto peggio, tanto meglio. Mi scusi, non è tanto peggio, tanto meglio. C'era una politica che ha fatto in maniera tale che si lasciasse spazio a una realtà che oggi è questa che voi criticate, ma comunque chi l'ha creata sono i governi precedenti. Prego. No, ma io volevo semplicemente dire una cosa, perché almeno per quanto mi riguarda, ma ritengo anche per i colleghi, vede, io non ho mai fatto politica sulla pelle di nessuno. Ritengo di avere una buona attività parlamentare. Non farò questo lavoro per i prossimi 30 anni della mia vita, mi auguro, nel senso che la politica per me è una passione ed è una parentesi soprattutto. Rispetto tutto quanto detto, è altrettanto chiaro che nel qui e nell'ora, quando c'era qualcuno, e lì sono perfettamente d'accordo con lei, che ha fatto delle porcherie negli ultimi 30, 40, 50 anni, e molte porcherie sono state fatte, il problema è che queste porcherie sono venute fuori sempre dopo. Allora bisogna cercare, vuol dire, questo è un governo che è così, è sulla barca da 6 mesi, 7 mesi ancora in rodaggio? No? Quindi io auguro ogni bene, guardi, da oppositore, auguro ogni bene a questo governo. Certo è che se mi sveglio stamattina e ricordo quello che è successo e parlo di condoni, parlo di produzione industriale che è almeno 2,6% oggi, parlo di poca attività sullo sviluppo della nostra nazione, parlo di una legge di stabilità che è evidentemente insufficiente perché non rilancia lo sviluppo. Non possiamo, andare avanti, guardare avanti, fare sviluppo, e il dato di oggi fondamentalmente va a certificarlo con il reddito minimo, con il reddito, meno 19 le auto, con il reddito minimo minacciato le allora io posso essere, e vado a concludere, posso essere d'accordo ad esempio con il reddito minimo garantito, sì, ma quando? Quando c'è, ad esempio, io sono ormai 6 anni alla Camera dei Deputati in Commissione Lavoro, ho fatto per 5 anni il vicepresidente della Commissione Lavoro e mi sto occupando di sindacati, di quota 41, cioè delle persone che dopo 41 anni di lavoro vorrebbero andare in pensione ma non riescono ad andare in pensione. Adesso stiamo mandando in pensione la gente con quota 100, 38 anni di contributi, 62 anni di età, ma non mandiamo in pensione le persone che hanno 65 anni e che hanno 40 anni di attività, 41 anni di attività, 41 anni di lavoro. Allora queste sono misure abbastanza
abbastanza... Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però vede, questa roba qui mi pare che mi fa piacere che mi disse non c'è dubbio, perché questa roba qui sono degli elementi che vanno ad incidere nella carne viva dei nostri concittadini, no? Allora, quando non c'è uno sviluppo, ma quando qualcuno promette, ad esempio, reddito minimo garantito, su cui io sono d'accordo, quando c'è però all'interno di uno Stato che ancora per un po' dovrebbe definirsi sovrano, una disoccupazione fisiologica tra il 4 e il 6%, non una disoccupazione fisiologica all'11%, che è quasi strutturale negli ultimi 3 o 4 anni, anzi 5-6 anni, voglio dire, della nostra carriera in termini politici, piuttosto che lo rinnovo sulla pelle dei cittadini. Allora servirebbe, e chiudo veramente, fare delle cose un po' più semplici. Cioè, andare in Europa a raccontare che prendiamo il 2,4 di deficit e poi con un artifizio letterario o semantico arrivare al 2,04, perché la gente magari si confonde tra 2,4 e 2,04, A, è una truffa, B, le sceneggiate dai balconi, voglio dire, a questo punto fanno una fine abbastanza magra. Allora, sa, è veramente 2 secondi dove avrei messo io non il 2,4, sono già 27 secondi. 2,4, avrei messo il 3 di rapporto deficit. Vabbè, in più serve l'Europa a dire: guarda, io lo metto sui contratti, sull'abbattimento del cuneo fiscale, sulla burocrazia e sui contratti a tempo indeterminato, ad esempio. Alessandro Bisato, il suo commento sulla responsabilità dei vecchi partiti ne fa crescere 2 nuovi partiti che prima non esistevano, perché la Lega era il 4%, 5 Stelle era quello che era, improvvisamente sono esplosi. Evidentemente c'è stata una percezione da parte della gente che c'era una svolta. Adesso nel concreto potrà essere giusta, potrà essere sbagliata, ma mi dia una sua impressione in questo senso, un suo commento. Io non vorrei fare un intervento sociologico, ma no, prego. Il motivo va ricondotto, cioè io non arrivo mai a dire quelli che sono arrivati prima, 10, 20 anni, 30 hanno sbagliato tutto, adesso Madama la Marchesa arrivano quelli che risolvono tutto. Il ceto politico è l'espressione del mondo in cui si vive, è l'espressione della responsabilità dei cittadini nei confronti della politica. Ci saranno stati degli errori, ma è un momento storico particolare. Cioè, se dovessimo essere asettici e guardare dalla Luna, già pensare, e questo è chiaramente lo sguardo della mia parte politica, che siamo in 70 anni di pace in questa Europa, basterebbe quello a farne un totem che l'Europa basta, va modificata, va migliorata, ma non va buttata in un buco nero come l'opinione pubblica si è riempita il cuore, il cervello e soprattutto la pancia perché qualcuno gli vende quello che vuole sentirsi dire. La politica dovrebbe insegnarti, darti una traiettoria. E invece qua, come dire, è tutta una lotta del consenso, liquido tra l'altro. Mi scusi, allora, la credibilità dei partiti non nasce anche dal fatto che se io chiamo il popolo al voto e voto un certo partito, poi parlo delle elezioni quando è stato eletto Letta, no? Poi viene defenestrato dal Presidente della Repubblica e viene messo su uno che non c'entra niente, che la gente si conosce perché è segretario del partito, ma improvvisamente diventa l'autore che vuol cambiare addirittura, rottamiamo tutto e cambiamo la Costituzione. Forse la gente dice: ma perché sono andato a votare? Guardi che il nostro è un sistema parlamentare, non è un sistema presidenziale in cui si vota il Presidente ma la gente era molto illusa perché ha detto: questo è il leader, votando questo leader avrete questo governo. No, mi pare che fosse questo. Era una perversione. Guardi che la percezione della gente è questa, sì, dopodiché lei può invocare. Che dopo avvengano le dinamiche parlamentari che portano per esempio all'elezione anche di Conte, che non è mai stato eletto a niente, non era niente, era solo un professore universitario che ha detto: io se volete, dopo aver cercato di essere candidato, diciamo, li leggo perché il giallo fagociderà i rossi, mi scuserà Bisato che so che ha poco di rosso, ma siccome rosso è riferito al PD, è andato a chiedere la candidatura al PD. Ci risulta, diciamo che così, si dice Vox Populi, Vox Dei. Possiamo dire che c'è un incontro strano tra Grillo e Renzi? Conte è andato a chiedere la candidatura da quelli che vorrebbe, adesso se i gialli sono i 5 Stelle, il fagocitare i rossi, è andato a chiedere la candidatura al PD.
forse non l'ha trovata, è andato a dire Ci faccio siamo. il ministro, sì siamo lì, no? Faccio il ministro, doveva fare il ministro, si è trovato Presidente del Consiglio in una dinamica parlamentare che come diceva lui. Non è del tutto... No, certo, non parlo così, in una dinamica... Però ha fatto un passaggio anche ad Arcore, prima di fare... No, Arcore non è passato. Arcore, Renzi Conte non è passato per Arcore. Io mi riferivo a Conte. Siccome lei non contestava, ma diceva c'è la dinamica, cioè Bisato le diceva che c'è la dinamica parlamentare. Io dicevo che la dinamica parlamentare vale anche per Conte, che nasce in continuità con Gentiloni, con Renzi, cioè non votati, con Letta, con Enrico Letta, con caos. Monti, cioè non votati, poi i cittadini si aspettano nascono da una di avere dinamica che però invece votando, e qui ha ragione lei, noi quando abbiamo votato il 4 marzo, noi tre abbiamo detto il partito che prende più voti, noi tre quanto Fratelli d'Italia, esprimerà il leader, e i cittadini sapevano che avrebbero scelto fra la Meloni, Berlusconi e Salvini. E poi non è successo. Il Partito Democratico sapeva che se vinceva le elezioni eleggeva Renzi, tanto quanto i 5 Stelle, sì era Renzi all'epoca il candidato leader, no? Ricordo bene, io seguo meno, ma insomma ricordo. Segretario e candidato premio. È quello il problema. Invece i 5 Stelle sapevano che eleggevano Di Maio, ci ricordiamo Di Maio, Di Battista o Ficco, no? Ecco. Invece la dinamica parlamentare ha imposto questo, quindi questo avviene. Io sarei però invece per dire siamo questi alle elezioni, se ce la si fa bene, se no si rivota. Io sostenevo questo anche nel 2013, alla mia prima legislatura esprimo una posizione, come in questa avrei preferito votare, devo dire che Forza Italia ha detto invece alla Lega, a Salvini, vai a ascoltare e vedi se puoi fare bisogna ricordare le cose come il sistema elettorale, il sistema elettorale è stato cambiato dal Partito Democratico, partito di maggioranza, gli ultimi 5 anni di legislatura, cucendosi addosso esattamente un vestito per vincere. Ma quando mai? Eravamo già in caduta libera. Mi pareva abbastanza siamo stati anche troppo magnani. Allora, ma scusate, Rosatellum non è che si chiama è stato studiato un vestito su misura per il Parlamento e per i partiti che erano al governo, perché ve lo siete scelto voi. Nonostante questo, purtroppo la maggioranza parlamentare abbiamo detto Partito Democratico, fuoriusciti Forza Italia, che oggi non ci sono più, politicamente ci sono ancora come persone ma non più politicamente, per cui avevamo una maggioranza parlamentare. Io ero al Senato, se non c'era quella maggioranza lì non si poteva fare nulla. È stato discusso, è stato discusso con Forza Italia e con la Lega, che erano e i 5 Stelle, che erano le principali forze di opposizione. Noi come centrodestra abbiamo preso la stessa posizione. A me per esempio era una legge che non piaceva, ma lo dico oggi non perché è andata così. Mi chiamarono, mi disse Marco basta, io la contestavo fortemente perché dicevo questa legge non porta a una maggioranza, perché noi ritenevamo e sentivamo che al sud i 5 Stelle con questa protesta avrebbero vinto tutti i collegi. Diciamo che anche i sondaggisti l'hanno scoperto comunque anche la Lega poi comunque il collega leghista qua 4 adesso che grazie alla forza elettorale che riconosciamo, no? No, infatti invece sentiamo la voce, sentiamo un attimo la voce anche di chi rappresenta la maggioranza del governo, no? Infatti aspettavo che mi chiamassero in causa sulla legge elettorale, mancava solo quello. Noi non avevamo un peso particolare che potesse avere rilevanza sinceramente, e quindi proprio ci siamo dovuti adattare o accettare poi quella che abbiamo affrontato, e come giustamente è stato detto poi non ha portato alla capacità di costituire un governo in base a una maggioranza che poteva essere appunto quella del centrodestra, quindi evidentemente poi è successo quello che è successo, come giustamente ha detto il collega di Forza Italia, ci è stato dato l'ok per cercare di fare un governo con appunto i 5 Stelle, cosa che poi noi abbiamo scelto di fare in base al famoso contratto di governo, sul quale ci sono dei punti ben chiari, seppur su certe cose rimangono delle divergenze, dei punti di vista diversi con i 5 Stelle, mi sembra evidente, giustamente è stato detto domani c'era questa manifestazione a Torino, e diversi miei colleghi saranno a Torino alla manifestazione, perché comunque la linea della Lega è assolutamente a favore di questa infrastruttura.
E quindi insieme nella diversità comunque. Sì, in merito diciamo, a ciò che è stato scelto di portare avanti, si parlava di piccole interventi che si potrebbero fare, che si possono fare, diciamo che noi abbiamo cercato di farle e qualcosa penso, anzi sono sicuro che abbiamo fatto nella dimostrazione del flat tax con l'estensione del forfettario appunto alle piccole e medie imprese, è una cosa che cerca di dare appunto ossigeno a queste piccole e medie imprese in modo che possano lavorare maggiormente e quindi possano far girare l'economia e possano magari anche assumere delle persone, e altrettanto una piccola cosa ma che in realtà ha un'importanza per noi strategica, che è quella della cedolare secca, una cosa che ci chiedevano anche le associazioni degli agenti immobiliari, perché in questa maniera si può fare in modo di incentivare i piccoli negozi dei quartieri, fare in modo che questi possano vivere, che sappiamo finora invece erano stati favoriti i centri commerciali, invece in questa maniera cerchiamo di aiutare i piccoli commercianti. Certo non è tutto quello che volevamo fare, quota 100 la stiamo portando comunque avanti, cercando appunto di demolire la legge Fornero come avevamo promesso, ripeto non è tutto quello che volevamo fare, ma penso in 6 mesi ci siamo impegnati e qualcosa stiamo portando finalmente a casa. Prima si è parlato di Banca Carige. Allora, come rispondiamo a quelli che sono stati gli appunti, diciamo? Anche lì condivido quello che ha detto il collega di Forza Italia, nel senso che capisco la ricostruzione che fa comodo al PD di dire ma erano veneti i responsabili, quindi è una cosa del Veneto e quindi la politica veneta deve farsi un esame di coscienza, perché allora se la mettiamo così non mi sembra che appunto Siena sia in Veneto, quindi voglio dire, o Banca Etruria sia in Veneto, quindi voglio dire, se la mettiamo da quel punto di vista lì non sono assolutamente d'accordo. Una responsabilità da parte di chi doveva controllare ci deve essere e c'è di fatto, perché evidentemente non si è voluto controllare, si è voluto far finta di niente, che ci fosse una confusione tra banche di risparmio e banche invece che hanno una funzione di investimenti azioniste o comunque che hanno una funzione di altro genere, banche appunto diciamo di investimento, e questi sono i risultati, che gli azionisti sono stati truffati in maniera vergognosa, perché qualcuno non ha voluto fermare questo, non ha voluto far finta di niente. Adesso si cerca di intervenire, il governo interviene per cercare di aiutare questi risparmiatori, magari per farlo bisogna anche in certi casi salvare le banche per salvare i risparmiatori. Adesso accusare noi che con quelli, se non sbaglio, 1,5 miliardi interveniamo per aiutare questi risparmiatori, cioè voglio dire, mi sembra una cosa veramente assurda da parte di chi questo non l'ha fatto, è un dato di fatto, quindi può dire l'avremmo voluto fare, ma non averlo fatto è non averlo fatto. Un attimo Marina, dopo Bisacco. No, sì, il ragionamento, però voglio dire una cosa al collega della Lega, perché poi bisogna dirsi le cose come stanno, no? Per esempio sulla TAV, e prima ho sentito parlare della Pedemontana Veneta, io aspetto che venga fatta la Pedemontana Veneta, voi avete, giustamente voi state sui nostri temi, la Pedemontana la vogliamo tutti, no? Abbiamo fatto un servizio prima che entrasse. Bisogna vedere a quali condizioni. Noi aggiorniamo i telespettatori. Vogliono, però per stare sulla TAV, tutto vero, l'ho detto io. Domani vanno a Torino rappresentanti delle forze di politiche che vogliono che venga fatta, ovviamente, e ci saranno anche, abbiamo tutti, no? Siamo alla Camera, ci saranno anche colleghi, ci saranno parlamentari di Forza Italia, il mio partito, ci saranno parlamentari della Lega. Ed è vero che Matteo Salvini dice tutti i giorni, ma dovrei ricordare cosa dice Luca Zaia sulla Pedemontana, sulle Olimpiadi, sul decreto dignità, sul reddito di cittadinanza, tutti i giorni dicono sì, noi siamo per farla. C'è solo un appunto che faccio a questo ragionamento, che non è di forma, che è di sostanza. Queste cose si fanno in Consiglio dei Ministri, perché la TAV si decide in Consiglio dei Ministri. Allora la TAV non basta andare a manifestare, quando governi devi fare le scelte che si fanno. Allora io aspetto di vedere se la TAV si fa, perché sto cominciando a capire dai media che il rapporto costi-benefici, poi sai, lo tiri un po' di qua o lo tiri un po' di là, si può fare che è maggiore il costo o maggiore il beneficio. Se è vero che sta uscendo che sono maggiori i costi, hanno messo dentro per esempio la penale che si deve pagare migliaia di miliardi che l'Italia paga se non la fa, lascio stare che è la morte delle piccole e medie imprese venete, come lo è la Pedemontana, che oggi è l'opera principale che deve essere completata. Quindi se la Lega fa correttamente dal mio punto di vista questo ragionamento, che lo faccia in Consiglio dei Ministri, cioè mi aspetto che a breve, come il 15 febbraio per l'autonomia,
che a breve vediamo, per l'autonomia del Veneto, che abbiamo voluto tutti, perché sa che c'è la riforma costituzionale prima dei referendum, no? Hanno fatto il quorum per i propositivi, adesso il compromesso è al 20%, perché il Movimento 5 Stelle voleva 0, cioè vota 1, ha deciso 1. Qua in Veneto, da una notizia, l'autonomia l'ha votata il 60%, 2.400.000 persone. Abbiamo già superato ogni quorum. Arriva l'autonomia o non arriva l'autonomia? Arriva la TAV o non arriva la TAV? O dobbiamo accontentarci del decreto dignità che ha fatto perdere 85.000 posti di lavoro, ci dice Confartigianato Veneto, solo nella nostra regione, e del reddito di cittadinanza che viene pagato chi sta. La CGIA di Mestre ci ha detto che la metà di quei 6 miliardi vanno a chi lavora in nero. L'abbiamo urlato in Parlamento in tutti i modi, e siccome i colleghi della Lega, perché sono lì, stanno zitti, perché non possono applaudire queste cose, perché sarebbe tradire il mandato che hanno avuto dai Veneti, parlando del Veneto, ecco, io mi aspetto che queste cose le facciano il Consiglio dei Ministri. C'è Rizzetto, vuole intervenire. Sì, dopo anch'io. Sì, certo. Sì, no, se serviva tu vai tranquillo. No, vabbè, quello che dice Marin sono delle cose vere in realtà, nel senso che molto spesso io ho vicino i colleghi della Lega e vedo che sono lì pronti per applaudire quello che dice qualcuno dell'opposizione, ma non possono, non vogliono, vabbè, insomma è giusto che è così come che sia succede? Siamo assolutamente liberi, applaudo anche sì, no, vabbè, chiaramente colleghi di centrodestra, diciamo, se ritengo che dicono una cosa di buon senso. Quello che ripeto, volevo semplicemente sottolineare prima al netto, volevo ricordare anch'io lo studio della CGIA di Mestre che effettivamente ha decretato il fallimento del decreto dignità, ma mi pare abbastanza chiaro, nel senso che quando un'azienda dopo 12 mesi con un contratto a causale per andare a rinnovare il contratto al suo dipendente deve pagare più soldi, eventualmente anche e prossimamente levando delle cause di fronte ad un giudice, questo dice no, guarda, io purtroppo ho già tanti problemi. Tre concetti rapidissimi. Sul titolo al tramonto dei rossi l'alba dei gialli, io se posso, ma veramente in modo molto, molto umile, è proprio perché, e guardi cosa le dico da destra, è proprio perché non esistono più i rossi che il Partito Democratico ha fatto questa fine qui. E a cosa mi riferisco? Chiaramente estremizzando, mi riferisco al fatto che il Partito Democratico purtroppo, ahimè, si è dimenticato, mi spiace, si è dimenticato di tutte quelle che erano le battaglie sociali della sinistra, gli operai, i lavoratori, il salario minimo garantito. Io sono stato il primo alla Camera dei Deputati in seno alla scorsa legislatura da destra a portare la proposta di salario minimo garantito. Per quanto mi riguarda, prendere 2,5 € all'ora, collegare al massimo ribasso, è la nuova forma di schiavitù. Ed è stato il Partito Democratico in commissione, presidente Cesare Damiano, a fondamentalmente andare avanti con la discussione anche con i sindacati, perché pensava che il potere dei sindacati venisse meno. Rispetto al discorso dell'Europa, il problema non è l'Europa, ma il problema è come è stata costruita l'Europa. Vi pare normale? Io vengo da Tricesimo, da Udine fondamentalmente, no? Però vi pare normale che io da casa mia a Tricesimo, se faccio 20 minuti di strada verso l'Austria o un quarto d'ora di strada verso la Slovenia, trovo una tassazione sui redditi del 19% e qui in Italia abbiamo 2, 3, 4 volte tanto? Allora l'artigiano di Trieste che ci mette non 2 chilometri, ci mette 15 metri ad andare ad aprire una DOO in Slovenia, che è una formula societaria che corrisponde rispetto alla nostra SRL, SPA, società in accomandita, eccetera, eccetera, che cosa fa? Prende, va di là, fa un po' di lavoro di là e viene a lavorare anche un po' in Italia, chiaramente, no? Allora io non voglio tornare pre-Schengen, io voglio semplicemente dire che questo sistema di Europa non funziona perché l'Italia, ad esempio, paga molte tasse, l'imposizione fiscale italiana è tra le più importanti al mondo e soprattutto in Europa, ma la concorrenza che noi abbiamo in questo senso è addirittura dei nostri vicini, cioè è intramenia la concorrenza. Certo. Aziende come Electrolux volevano andare a delocalizzare non in India, a Varsavia. Altre aziende udinesi piuttosto che venete vanno a delocalizzare in Romania,
in Polonia, laddove il costo del lavoro costa fondamentalmente meno. Questo è un problema che andrà ad essere sicuramente molto importante per quanto riguarda le prossime elezioni europee. Diciamo queste sono le cose che noi dobbiamo andare a dire a gran voce in Europa, ma soprattutto anche in Italia. Le do perfettamente ragione, ma non solo, ma ci sono le banche che aiutano le aziende italiane ad andare in Austria piuttosto che in Slovenia. Ci sono banche, ci sono studi commercialisti che fanno una concorrenza sleale ma sì. poi guardi, io ho fatto un emendamento che parla in legge di stabilità che dice questo: il governo, come i colleghi sapranno, e soprattutto il collega della maggioranza, ha fatto una proposta che tra l'altro è passata, che dice: andiamo a dare dei fondi, 15 milioni, 20 milioni e 20 milioni nel prossimo triennio, quindi nei prossimi 3 anni, 15 milioni il prossimo anno, quest'anno, e poi andando avanti con i 20 e 20, alle regioni che confinano con le regioni a statuto speciale. Certo. Forse era Bressa all'epoca, no, è passato quello lì. Comunque sia, va bene, ci sta, ci mancherebbe altro, ma a questo punto cerchiamo di creare anche delle condizioni favorevoli, e non è che devo alzare in questo caso, voglio dire, la bandiera del Friuli Venezia Giulia, ci mancherebbe altro, per me l'Italia è una, però andiamo a dare anche, voglio dire, un piccolo sollievo, un piccolo aiuto con le regioni che confinano, come prima detto, con gli stati che fondamentalmente hanno una tassazione differente. Questo problema perché brevemente, perché dopo c'era avvisato si era prenotato. Io chiuso tra 2 regioni autonome, il Friuli Venezia Giulia, che già non si lamenta, sta facendo delle considerazioni rispetto alle condizioni, e il Trentino Alto Adige. Ma pensate come siamo messi noi? Quindi ha ragione quando dice anche le banche: ma perché non ce la fanno più le imprese? Perché con questa tassazione, fra farle chiudere una banca, tu vai lì e dici: senti, fra chiudere vai fuori che ti salvi, perché se no non c'è più lavoro dopo. Cioè il problema è un po' tutto connesso, e per noi veneti la partita dell'autonomia è particolarmente importante, perché siamo chiusi a tenaglia fra 2 regioni a statuto autonome, no? Sì, ma e questo andrebbe rivisto, secondo me. Sì. Ecco, comunque, e questo andrebbe rivisto. Comunque c'è un altro fattore molto Scusami, importante, adesso le do la parola, che prego. non c'è soltanto la fuga delle aziende, c'è la fuga di capitale a Lussemburgo, certo, dove si arriva a tassare il 4%. Certo. Di conseguenza tutte le multinazionali, per esempio Amazon, paga le tasse a Lussemburgo e prende i soldi di qua e li investe da un'altra parte, perché il problema dell'azienda italiana non è solo perché produce in Italia, paga le tasse in Italia, ma perché crea lavoro in Italia e non esporta il meno possibile, perché vuole investire in Italia. Quindi prego, quindi su questo Alessandro siamo Bisazzo. perfettamente d'accordo che servirebbe un sistema di tassazione unica europea per incidere ad esempio su queste grandi multinazionali che dislocano le attività, avendo però il cuore pulsante dove la tassazione è più bassa, a tutto discapito di chi poi invece non riceve i servizi, ma ha un dispiego di manodopera a un più basso costo, o comunque dove la tassazione è più bassa. Due incisi. Allora, guardate che però in un sistema, in un mondo interconnesso, il nostro gridare no Europa o l'Europa, io sono per riformarla, per togliere le storture, ma non per fare la Brexit. La Brexit nel breve sembrava che non dovesse succedere nulla. Ipotizzano il meno 3% di PIL all'anno quando escono. Ci stanno ripensando loro stessi. E vediamo che crisi vive il sistema dell'Inghilterra. Quindi attenzione, perché anche qui si tiene tutto insieme, è questo modo anche nostro. Chi svolge una funzione pubblica, quando parla in pubblico le proprie parole diventano pietre, sia in ambito etico, relazionale. Quindi è chiaro che io la penso che ad esempio nell'accoglienza dei migranti certi tipi di messaggi hanno sdoganato nei confronti dell'opinione pubblica il rapporto che le persone hanno nei confronti dell'altro, di chi arriva, del diverso, perché se il capopopolo per antonomasia si permette di avere certi modi, certi usi, certi costumi in pubblico, anche il popolo si sentirà libero di esprimersi come faceva di fronte al massimo a una birretta davanti al bar. E quindi capite che la cosa un po' mi preoccupa, perché i segnali
lasciano pensare che ci possano essere dei ritorni che abbiamo vissuto molti anni fa, e con questo mi fermo qui. No, ma deve rispondere a un'altra cosa dopo. Ma il secondo appunto era sulle banche, se mi permettete. Allora, cos'è che io volevo appuntare prima? Non è che 4 anni fa, 3 anni fa, 1 anno fa si sono salvate le banche e adesso si salvano i risparmiatori delle banche. Se il provvedimento è fotocopia, il Monte dei Paschi di Siena era guidato anche dal centro-sinistra, dal PD toscano, messo anche di troppo. Bene, ma la Carige, ci sono i privati, la famiglia genovese che aveva il 25%, ma poi c'è anche un sistema dell'indotto genovese. Si è dovuto intervenire, è esattamente fotocopia, cioè è sovrapponibile. Vuol dire, è qua che io appunto in particolare il Movimento 5 Stelle, che ha fatto dell'onestà con l'H davanti 3 volte, onestà. Il boomerang torna indietro veloce. Perché se vivi in questo momento storico, questa è la cosa che ti trovi di fronte. Perfetto. Le banche in difficoltà da salvare, perché trascinano dietro tutto il sistema. Guardate che continua ad esserci una parte di opinione pubblica che dice che le banche bisognerebbe lasciarle andare alla deriva. Ma è un buco nero che trascina dentro tutto. L'economia, certo. Trascina, non c'è solo l'azionista, non c'è solo il correntista, non c'è solo l'obbligazionista, c'è anche i mutui, ci sono tutto un sistema. Dobbiamo salvare anche la piccola e media impresa. Assolutamente, che è legata a filo doppio. A me, certo, che sia legata, oddio, mi pare che il cordone delle banche si sia un po' stretto ultimamente rispetto al credito. Comunque sia, al netto di questo, serve anche la banca da istituto privato, va salvato, bene, lo salviamo, ci mancherebbe altro. Dopo mi pare abbastanza interrogativo che in questo momento il Partito Democratico contesti al 5 Stelle esattamente quello che il Partito Democratico ha fatto con MPS, è la stessa cosa fondamentalmente, ma lasciamo stare, va bene, però attenzione, per quanto mi riguarda la banca da istituto privato è esattamente a casa mia come l'artigiano che ha 3-4 dipendenti, che quando è in difficoltà nessuno va a dargli una mano, perché le aziende sotto i 15 dipendenti non hanno neanche la cassa integrazione. Allora perché noi di fronte ad una banca che sì va salvata perché ci facciamo una brutta figura, perché ci sono gli azionisti, ci sono i co-obbligazionisti, ci sono i risparmiatori tra l'altro tutelati sino a 100.000 euro dalla Banca d'Italia, e ci mancherebbe altro, grazie a Dio, ma perché quando io vedo un artigiano con 3 o 4 dipendenti che sta lì e che non riesce a portare a casa il suo stipendio per dare da mangiare ai suoi figli perché deve gestire i suoi 3 o 4 o 5 dipendenti, e dietro 3 o 4 o 5 dipendenti ricordiamoci che ci sono mogli, famiglie, figli, indotto eccetera, e nessuno a questo qui gli si dà una mano. Quanti suicidi ci sono stati tra gli artigiani? Però per paradosso, mi permette adesso in sistema dialettico, prima avevamo un rappresentante che si è battuto sul sistema delle banche perché fosse creato il fondo a tutela dei risparmiatori. Allora anche lì, se dovessimo guardarla con onestà intellettuale, bisognerebbe distinguere da azionisti ad azionisti, mica tutti quelli, adesso passerà, tra l'altro prima doveva stabilire o l'ANAC o la Consob, facendo una commissione. Se il caso tuo era qualcuno che era stato fuorviato nella decisione di diventare azionista, le famose baciate, certo, vai a farti un mutuo e ti obbligano a diventare azionista, lì il direttore di banca, come dire, direttamente o indirettamente aveva un ordine da Veneto Banca o dai propri superiori di appiopparti quello, bene, vai difeso, ma qualcun altro che se l'è presa a 8 euro e ha cercato di venderla a 48, permettetemi. Però e qualche responsabile dovrà pure esserci, assolutamente, perché qua passerà tutto a Taraluce Vino, sono perfettamente d'accordo, la responsabilità individuale, assolutamente, bisogna trovarli. Io penso che noi siamo tutti d'accordo, e anche il governo è d'accordo. Pubblichiamo per cortesia la lista dei grandi debitori nei confronti delle banche, cioè chi ha l'abbiamo fatto anche noi, Prego? L'abbiamo fatto anche noi, abbiamo messo in tribunale, non come li ha fatti i 5 Stelle sul ponte di Genova con una serie di morti, tra le altre cose. Scusa un attimo Marino. Ci sono aziende fasulle, la maggior parte, che hanno fatto debiti mostruosi
per esempio un progetto di costruire una nave di 100 metri di lunghezza, che non è mai esistita, si sono presi i soldi, sono scappati e la banca non se ne è accorta. Beh, ma qualcuno andremo a recuperarne di questi, non Di saranno, questi? non saranno tutti fantasmi, guardi, ci sarà anche qualcuno di altisonanti in Italia che ha dei debiti. E non è mica molto distante, è Vicenza, Donensa. E allora andiamo a recuperarlo, ma se la procura non si dà una mossa. Adesso oggi, come avete sentito prima, il nostro ospite ha detto che addirittura le banche, quando venivano incaricate di pagare le tasse, non lo facevano, e ha in mano 6 casi. Già 6 casi IMU non versati. Questi 6 casi la banca non l'ha versata. Sono solo una parte. Come la scritta che vediamo nei bar, per colpa di qualcuno non si fa più credito. Allora succede che per colpa di questi qui, per colpa di questi delinquenti, se mi passate il termine, c'è uno Stato che deve dare l'esempio, cioè deve prendere queste persone, dargli una strizzata, così quello che viene dopo sa che il rischio che corre, ma se è immune, come succede in Romania, che dice andiamo in Italia a rubare, tanto non ci fanno niente, è chiaro che le cose vanno in questa maniera, ma allora il governo, allora la politica in generale, perché non è questione colpa mia, colpa tua, qua si fa una legge tutti insieme e si dice se uno truffa nelle banche, come succede in America, lo mettono via e buttano via la chiave. Guardi, io la voto domani mattina una cosa del genere. Guardi, le do tutto lo spazio disponibile per pubblicizzare la sua iniziativa o quella degli altri presenti qui o chiunque voglia difendere, perché le giacche gialle nascono per questo motivo, che poi facciano danni per la strada, ma è chiaro che i danni li fanno. Questa è una rivoluzione. Il problema è che la legge c'è, il problema è che la legge va applicata in tempi certi e con certezza della pena. E invece qua purtroppo questo sono solo purtroppo è solo parole. E per esempio l'abolizione della prescrizione che hanno voluto i 5 Stelle non accorcia i processi. Ce l'ha avuto anche Berlusconi. No, ma Presidente, ma lei non, professore, noi ogni volta che fai una cosa è Berlusconi. Io dico, guardi, lo conosco personalmente, mi è simpaticissimo. Appunto, voglio promemoria per i telespettatori. Aver tolto la prescrizione, cosa che hanno voluto i 5 Stelle e che la Lega ha votato a fatica, perché ricordo che alla Camera c'è stato il cosdetto incidente, quando sono stati i voti degli emendamenti a scrutinio segreto, il governo è andato sotto, vi ricorderete, Tullio, vi ricorderete di quello che è successo. Ecco, quella cosa lì non è vero niente che accorcia i processi, ti porta dei processi infiniti, mai finiti. Perché era un principio di civiltà, invece perché non c'è mica solo di lingue, dicono anche le persone per bene. In America in galera le persone per bene non possono mica stare in un processo 30 anni. In Francia non c'è la cadenza di termini, in Inghilterra non c'è la scadenza di termini. Ma è diverso perché il processo lo fanno subito. Per esempio, anche negli stati, parlava prima del calcio, in Gran Bretagna hanno messo il processo per direttissima, li prendono, li condannano, li mettono dentro. E in Italia perché non lo facciamo domenica prossima? Bisogna che i magistrati devono essere messi in condizione di poter lavorare, dopodiché vengono responsabilizzati. Ma la giustizia applicarla poi è particolare? In Italia diventa particolare. Ma cos'è che la magistratura è questa, scusi? Sì, no, che non abbiamo sentito quello che avevi detto prima. Allora, il discorso è molto semplice. Se i giudici vengono aiutati nel loro lavoro e non vessati perché gli manca la carta, gli manca il computer, lo sappiamo, no? Perché vengono tagliate tutte quelle che sono la possibilità di muoversi, dopodiché devono essere responsabilizzati e dopo se non funzionano si cambiano, come succede in America. Sarebbe d'accordo con la responsabilità civile dei magistrati piuttosto che... Ma c'è anche un referendum che abbiamo vinto, non è mai stato applicato, non so se io sono vecchio quindi me lo ricordo, ma abbiamo detto sì, responsabilità di giudice, ma è stata applicata. Separazione delle carriere. C'è stato qualche politico nella precedente Repubblica, la prima Repubblica, che ha cercato in qualche maniera di mettersi dalla parte contro i giudici. E abbiamo visto che fine ha fatto, insomma, si chiamava Craxi. Vabbè. Insomma, lei come Cini è d'accordo con la responsabilità civile dei giudici? La Lega ha sempre sostenuto assolutamente queste proposte in merito a questa responsabilità e soprattutto alla separazione delle carriere. Il ministro Castelli a suo tempo aveva lavorato proprio su questo, cercando. Chiaramente una riforma della giustizia non è semplice,
ci vuole un lavoro molto complesso. Al momento non mi sembra che in questa legislatura ci sia in questo momento la possibilità di farlo, però l'auspicio sicuramente da parte nostra è che questo ci sia, perché effettivamente è assurdo che magistrati, quindi inquirenti e giudici praticamente abbiano gli stessi palazzi, trovino nelle stesse istituzioni, possano tranquillamente spostarsi, seppur sia stata un po' complicata lo spostamento da appunto giudice a inquirente e viceversa, però comunque possono farlo. Le carriere o è una o è l'altra, o si è diciamo inquirenti, quindi si va giustamente a indagare, a inquisire e così via, o si è giudici e si fa un ruolo ben diverso, quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo. Cioè, poi, comunque la riforma della giustizia, la certezza della pena, la rapidità dei processi. Assolutamente, adesso alla Camera dei Deputati arriverà, anzi è arrivata, perché se ne parla da tanti anni, ma sono sempre rimaste parole. La legittima difesa, che anche lì è un aspetto di giustizia, perché riguarda il problema della proporzione. Sì, la legittima difesa è un discorso, però è un aspetto che è legato anche quello lì a una questione quella di riforma lì di Castelli di cui di cui parla lui correttamente fu firmato da Fini. Cioè fu Fini che impedì al centrodestra di portare su telefonata, noi diciamo di un ex Presidente della Repubblica, che impedì di portare a compimento quella riforma. Devo dire che sulla prescrizione c'è in Veneto un magistrato abbastanza famoso, diciamo, che io stimo molto, che è Carlo Nordio, un amico, Carlo Nordio, che non si espone mai. È venuto a una nostra conferenza stampa per dire quanto sbagliato fosse quello che sta facendo questo governo. Mi spiace dirlo come ma è così, quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle e Lega è profondamente sbagliato. Purtroppo quando metti dei dilettanti, torno all'inizio col professore, ma non per entrare in polemica, dei ragazzi che devono imparare, io prima ho fatto i campionati, ho vinto i comunali, poi i provinciali, poi i regionali, poi gli italiani, poi sono stato alle Olimpiadi. Vabbè, ma ci sono tennisti che sono arrivati ai vertici che avevano 16-17 anni. Sì, ma hanno dimostrato di saperlo fare. Io chiedo cosa hanno dimostrato di saper fare ad oggi questi ministri della Lega, questi ministri del Movimento 5 Stelle, questi ministri del Movimento 5 Stelle come Di Maio. Allora, perché Salvini c'è la differenza, infatti se lo sta mangiando politicamente. Maradona, però stiamo ma qua non vedo tanti Maradona. Salvini Di Maio se lo sta mangiando politicamente, no, perché è capace, perché sa farlo. Di Maio è anche simpatico personalmente. Ma sono davvero, ma Toninelli, il tunnel del Brennero non può mica dirlo un ministro, e mi fermo al tunnel del Brennero perché fa una gaffa al giorno. Vuole quella che come si chiamano? C'erano i neutrini, c'era il tunnel dal Gran Sasso fino a portavoce, non del ministro. Quella senza peccato scagli la prima pietra. Quello però non fu del ministro di Forza Italia, professore, per onestà di cronaca, fu del portavoce che fu mandato via, che mandò via un comunicato a firma e fu liberato immediatamente. Il portavoce suggerì al ministro, il quale naturalmente non sapendo il problema l'ha resto pari pari. I comunicati alle volte vanno via così. Però vede, è l'aspettativa, permettetemi, è l'aspettativa che la politica crea. Cioè, quando l'aspettativa significa io sono il più bravo di tutti, io stasera dico sono il più bravo di tutti, non sbaglierò mai in vita nulla, se mi manderete al governo farò tutto perfettamente. Ad esempio, se vado io al governo, in 15 giorni blocco il TAP, Trans Adriatic Pipeline, quel tubo di gas che arriva, il tubo di gas che arriva, no, per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, al netto che pure qui io sono un sovranista energetico, nel senso che ritengo opportuno che l'Italia sono uno che voglio dire sta molto attento alle energie rinnovabili, preferirei fossero molto più diffuse e cercherei quel tipo di sovranità energetica, no? Bene, al netto di questo. In mancanza di quello bisogna dare a gas, ecco. Però fin tanto che abbiamo qualche possibilità in termini di rinnovabili, potremmo gestirle ed ampliarle, non importa, vabbè, questo è un argomento di una puntata intera, quello dei rinnovabili, secondo me quantomeno. Le promesse è prenotato. Se io vado al governo in 15 giorni, col Movimento 5 Stelle al governo, in 15 giorni io blocco il progetto del TAP e dopodiché il TAP lo fanno, vuol dire che tu stai creando un'aspettativa elevatissima nei confronti dei tuoi interlocutori, del tuo pubblico, dei tuoi concittadini, di quelli che andranno a votarti, che giustamente adesso passato il francesismo, visto che vedo quelli francesi, sono incazzatissimi. Le posso dire che questa è una cultura tipicamente italiana.
No, perché non sono d'accordo. Poco cambiamento allora, posso fare l'esempio, non faccio un'affermazione assoluta, faccio un esempio. Uno ha detto in 80 giorni cambio l'Italia, poi ha detto cambiamo la Costituzione e se non votate se perdo non mi dimetto, mi ritiro dalla politica, mi pare che sia anche la Boschi non ho capito, Tosi però quello che io vi chiedo questa sera, vogliamo dire ai telespettatori qual è la vostra posizione per il futuro, una proposta, perché se no si stiamo lì a rugnare uno con l'altro, colpa mia, colpa tua, non andiamo da nessuna parte. Allora, ciascuno di voi Rizzetto ha già detto che se va al governo fare la pedemontana, perché scusi, la pedemontana se no, oppure bisogna fare quest'altra iniziativa, oppure il governo dovrebbe fare una cosa diversa, ma non criticare l'attuale, tanto ogni giorno lo critichiamo, l'abbiamo criticato. Posso partire io? Ecco, dai, io auspicherei che si facesse come si faceva nelle famiglie. Non auspichi. Il PD cosa deve fare? Sì, parto da considerazioni mie che però stanno dentro un recinto che riconosco essere della parte che io se Bisato diventa Presidente del Consiglio, la prima sarà difficile, ma comunque ognuno ci proviamo. Auspica sempre il meglio per se stesso e per la nazione a cui tende di dare il proprio contributo pubblico. E se partissimo tutti ogni anno a fare l'eventuale deficit, quindi a sommare debito per fare opere, quest'anno la cosa più inverosimile e che non sia, che come dire è poco anche capita dalla gente, che non si può, se ti aspetti che l'anno prossimo il tuo reddito sia di 1.000, tu pensi di spendere 1.200 e invece in realtà hai delle aspettative che il lavoro ti renderà 800 e lo fai a deficit. Allora io il debito lo faccio al massimo per comprarmi l'auto, per farmi la casa e per comprarmi l'auto. Quindi se devo fare infrastrutture per migliorare il paese, per produrre nuovo sistema di economia, ben venga, vado a lottare in Europa, batto i pugni, investimenti pubblici e mettere a proprio agio le imprese, cercando quindi di creare sgravi perché facciano produzione e lavoro. Domanda, grandi opere o opere diffuse? Anche diffuse, ma è inevitabile che ci siano delle opere strategiche che vanno al di sopra della minutaglia che ognuno nel proprio ambito potrebbe vedere, altrimenti il rischio è tutti ci riempiamo la bocca che il sistema idrogeologico ad esempio fa acqua da tutte le parti, ben venga, ma non puoi pensare che intervieni solo sul fossetto o sul fossone, devi pensare che devi ad esempio completare l'idrovia e quella è un'opera, non è l'operetta, non è solo la manutenzione, quindi sì le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma anche grandi opere chiaramente in linea con le aspettative del mondo in cui viviamo e quindi con rispetto dell'ambiente, ma che guardano il futuro. Bene, investimenti pubblici e completa l'idrovia, allora, Bisato. Marini invece... 500 milioni la questione principale, ma la individuano anche gli italiani oggi, è l'economia e il lavoro, la prima cosa da fare è fare la flat tax, e cioè abbassare le tasse, quello di cui parlava prima il professore, non è possibile avere una concorrenza sleale, cioè paesi vicini all'interno dell'Europa. Allora, bisogna abbassare la pressione fiscale che non c'è più, questo governo non è stato in grado di farlo, l'ha aumentata, ci hanno detto gli studi della Camera, degli uffici della Camera, quindi ufficialmente non una forza politica. Quindi abbassare la pressione fiscale, abbassando la pressione fiscale, destinare risorse per le infrastrutture e per il lavoro, per le piccole e medie imprese per esempio, che sono il tessuto sociale del Triveneto per esempio, lo dico a Triveneta, il tessuto sociale del Triveneto, perché se non fai queste cose il paese non riparte. Nel fare questa l'attenzione al sociale, che vuol dire il volontariato, che vuol dire la sanità, i temi sociali, il volontariato, ricordo la tassa sull'Ires che deve essere riabbassata alla prima seduta della Camera, c'è stata mercoledì purtroppo, la prima diciamo operativa senza emozioni, va abbassata, c'è una proposta di legge di tutta l'opposizione, va riportata al 12%, bisogna pensare alla sanità che deve essere uguale dappertutto con costi standard uguali di altri. Adesso non serve tutto il programma, e aggiungo, noi abbiamo approvato una proposta di legge di cui sono prima firma Forza Italia, che è stata condivisa con Fratelli d'Italia, PD
Lega Movimento 5 Stelle, Vabbè, allora abbiamo siete messo tutti gli d'accordo su insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria, sono 12.000 posti, le scuole motorie sono 22.000 e insegniamo gli stili corretti di vita ai nostri ragazzi. È una proposta di legge che ha il mio nome e mi fa particolarmente piacere. Benissimo. Perfetto. Benissimo. Quindi una cosa già concreta fatta, professore, se vuole pubblicità. Grazie. Fratelli d'Italia, proposta, Bella, robusta. la vera abrogazione della pessima manovra Fornero. Sì. Non un'abrogazione finta fatta di una finestra di 3 anni che si chiama quota 100, quindi sperimentale fondamentalmente, non è un'abrogazione della Fornero questa. Quindi la vera abrogazione della riforma Fornero e quindi di conseguenza i pensionamenti, che non devono essere pensionamenti a 67, 68, 69 anni, con un vero ricambio generazionale per i nostri giovani che, voglio dire, veramente 10 persone escono dal mondo del lavoro a 65 anni, 64 anni, ne entrano altre 10 dietro di loro e quindi tra i 25 e i 35 piuttosto che i 40 anni riescano a trovare un lavoro, soprattutto con una definizione di un salario, come dicevo prima, minimo garantito che permetta una paga dignitosa e ai giovani e ai meno giovani, perché prendere 3 euro all'ora è una vergogna, è una vera e propria vergogna. Quindi sistema pensionistico e lavoro. Comencini, voi siete al governo, ma per lei in particolare? È ovvio che in Veneto, Triveneta, la priorità non può che essere l'autonomia, che è una promessa che dobbiamo mantenere nei confronti dei nostri cittadini, di tutti i veneti, a prescindere dal partito, perché hanno votato quel famoso referendum appunto, di ottobre dell'anno scorso, dell'altro anno ormai, e quindi è giusto mantenere quella promessa lì e sono sicuro che il ministro Stefani porterà avanti questa sfida. In vista però chiaramente anche delle elezioni europee, mi auguro, al di là di come andranno, che ci sia poi un'Europa che difenda veramente i nostri interessi, iniziando dal difendere i confini e dal difendere i confini anche dal punto di vista della difesa rispetto ai prodotti che vengono da fuori e quindi anche da un punto di vista commerciale, che è un aspetto fondamentale. Certo, bene. Ma diciamo che sono proposte tutte valide. Perché non facciamo un governo di unità nazionale? No, ma nei casi di emergenza è già successo. L'autonomia, faccio il conduttore se me lo fa fare quello un secondo, quindi se non arriva l'autonomia cade il governo? Questo non spetta a me dirlo, ma mi sembra quasi ovvio che è uno degli elementi fondamentali per cui le cose vadano avanti. Nel contratto Mattarella poi non possa votare. Ecco, io faccio una proposta, non sono politico, però io credo che la base della futura politica, non questa attuale ma la futura, sono le scuole. Va investito nella istruzione, ma non soltanto intanto gli stipendi degli insegnanti, perché uno non ha dignità di lavoro se prende delle cifre troppo basse. Seconda cosa, va riformato il sistema di insegnamento, perché oggi ci troviamo di fronte a delle tecnologie dove i ragazzini piccoli sanno già gestire un computer e l'insegnante fa fatica a seguirli. Anche l'educazione civica, sì, certamente, educazione fisica, spiegare nelle scuole cos'è la politica, quella ovviamente che va poi gestita, perché quando dovranno arrivare al voto hanno consapevolezza e non vanno soltanto convinti di pancia come succede spesso nelle arringhe politiche. Bene, ci fermiamo qui. Grazie all'onorevole Vito Comencini della Lega per essere stato qua con noi, grazie ad Alessandro Bisato, segretario regionale Veneto del Partito Democratico, grazie all'onorevole Marco Marin di Forza Italia, grazie a Walter Rizzetto, parlamentare di Fratelli d'Italia. Grazie Ermanno, settimana prossima, cosa diciamo ai nostri telespettatori? Parliamo del Lussemburgo. Parliamo del Lussemburgo? Perché nel Lussemburgo finiscono mediamente 3.000 miliardi di capitali dove mediamente si paga dal 15 al 4%. Allora, siccome anche il Lussemburgo, come dicevo prima, appartiene a questa Europa, anzi, bisogna che giustamente non abbiamo delle concorrenze sleali. Seconda cosa, sono d'accordo con le giacche gialle, difendere la produzione europea. Ovviamente c'è un limite anche nella difesa, ma certamente per esempio le aziende venete, perché
e Triveneta vanno difese e non possono essere sovverchiate da produzioni magari fatte in Slovenia, magari fatte in Austria, solo perché le aziende venete si sono spostate per pagare meno tasse. Certo, certo, bene, ci fermiamo qui, grazie a tutti quanti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora, appuntamento venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, TV7 Match, noi siamo qua e vi aspettiamo, buonanotte a tutti.